Giunti alla quinta corsa dall'Arcoveggio, un confronto per soggetti di categoria E. In 6 dietro le ali dell'autostart, lo schieramento 1 Z Spritz, 2 Venina Jet, 3 Vesta Gas, 4 Vortice d'Amore, 5 Venanzo Jet, 6 Ruffoli Lung. Pronostico che vede Vortice d'Amore favorito, Antonio Di Nardo in sediolo numero 4 dello schieramento. Macchina che accelera progressivamente, stacca con la velocità di Vesta Gas, che conquista la testa nei confronti di Z Spritz, rimane a largo Velina Jet, invece Vortice d'Amore va subito al largo per profilarsi su Vesta Gas, andare a chiedere strada dopo 200 metri in 14,5. Completamento dei 400 intanto con Vortice che è passato in vantaggio nei confronti di Vesta Gas, Z Spritz all'esterno Velina Jet, poi Venanzo Jet che cerca di progredire, intanto i 600 in 44 per Vortice d'Amore. Davanti alle tribune Vortice d'Amore leader nei confronti di Vesta Gas, Velina Jet che ha ora in schiena però Z Spritz che si è spostata perché in seconda posizione rimane Vesta Gas, mentre al largo c'è anche Ruffoli Lung che copre Venanzo Jet che è andato per linee interne. Intanto 59,1 il passaggio agli 800, fa discreta andatura il leader Vortice d'Amore che completa 1 chilometro in 1,14,4 e ora a poco più di 500 dalla conclusione. Controlla la situazione, in terza ruota cerca di progredire Z Spritz. Arriva intanto il paletto dei 400 finali con parziale in 14,5 da parte di Vortice d'Amore che prova l'allungo risolutore. Vesta Gas si mantiene in seconda posizione, Z Spritz non progredisce più di tanto, Venanzo Jet alle prese con una meccanica non proprio ideale, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Vortice d'Amore che allunga e si distende lungo la corda per vincere agevolmente la lotta per il secondo posto. Vede sul palo ancora Vesta Gas tenere a bada i tentativi di Z Spritz con al quarto Venanzo Jet. 1,13,4, 29 a chiudere per Vortice d'Amore che Antonio Di Nardo porta a un facile successo in percorso di testa, sfonda dopo meno di 400 metri e vince agevolmente. Secondo posto per Vesta Gas che corre comunque molto bene, era l'estremo outsider del campo, e al terzo chiude Z Spritz. Il successo per Vortice d'Amore, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, la quota al totalizzatore 1,59.